alla deriva, ti presenti come una star, tipo sono la Niña di Gibraltar, piacere, Rossi. Partiamo con i ringraziamenti. Io ringrazio a tutti voi di essere venuti qui oggi, ringrazio i miei collaboratori, quelli presenti e quelli che non sono potuti inventare ma hanno lasciato la sola come parole, però li perdono e sono sempre i miei collaboratori. Qui io oggi proprio è l'armistizio alla realtà, perché se facciamo un piccolo excursus per capire questo discorso, siamo partiti un anno fa con un blog dove lì filosoficamente abbiamo raccontato la mia storia da post delirante. Poi è iniziato il discorso del film dove c'è la rappresentazione del delirio. Il primo episodio diciamo che a grandi linee ha abbracciato tutto il periodo delirante, delle massime che raccontano il delirio in sé per sé. Con il primo episodio vi ho parlato della mia realtà, di quello che ho vissuto e vivo ancora. Poi possiamo parlare del secondo episodio, quindi il terzo filmato, che parla della dichiarazione di guerra al produttore. Perché se qualcuno crede in Dio, come un bestemmiatore crede in Dio, io credo nel produttore. Però ho detto che voglio essere reale, quindi metto una virgola, non un punto, una virgola. Quindi adesso opereremo, prima di parlare dell'associazione, voglio parlare di come funziona il nostro sito. Il nostro sito funziona, abbiamo il sito come portale ipotalamico, come partenza, come copertina di un libro. Poi avremo il nostro blog dove continueremo a fare la nostra mappa psicofilosofica. Adesso inizieremo a avere un altro blog dove metteremo i nostri vari progetti, che non è detto che chi partecipa a un progetto deve partecipare all'altro, sono correlati e mi piacerebbe partecipare insieme a tutti voi, però giustamente ognuno ha il suo tempo, ha le sue cose da fare, non può prendere parte a tutti i progetti. Quindi possiamo iniziare a parlare dell'associazione. Io l'associazione come la vedo? Io la vedo un'associazione formata a cellule, cioè ognuno è promotore di idee. E in queste idee poi se le persone del gruppo vogliono partecipare o no si possono attuare. Tutte quante. Più cose facciamo e più sono contento. Io poi dovremmo parlare del primo progetto proprio, che non è tra i progetti elencati, è la Costituzione. Per fare questa Costituzione dobbiamo collaborare tutti quanti per vedere chi realmente siamo. Questa Costituzione io l'ho pensata fatta in un certo modo, facendo un viaggio mio. In un mondo cristiano mi ha parlato Dio, in un mondo sciamanico sono andato nel regno dei morti, in un mondo razionale sono impazzito. Ma vedetela voi come volete interpretare. Però io ho imparato qualcosa e non è che ve la voglio insegnare da presuntuoso, ve la voglio far conoscere, voglio discutere di questo, se vi piace questa nuova realtà. Quindi nella Costituzione io ci metterei il riassunto massimo del tipo Cristo ha sbagliato in una cosa sola, nelle mediazioni. Poi posso parlare del sistema, qualcuno vuole combattere, vuole manifestare, però io vedo che noi non dobbiamo combattere il sistema, noi lo dobbiamo sfruttare. Perciò voglio fare questa associazione, per sfruttare il sistema. Quindi a questo punto posso dirvi che è inutile combattere, è inutile manifestare. Noi dobbiamo creare nuove alternative. È un progetto di questi, della nave vichinga, è una protesta, è una nuova alternativa, perché noi non scenderemo in piazza con le nostre bandiere a chiedere chissà che. Coi fatti loro diranno, oh cazzo,
un'altra cosa che vorrei dire, sempre sulla Costituzione, che noi non è che ci vogliamo imporre al pensiero altrui, no, io non mi voglio imporre a nessuno, io non è che sono come dici sì, è così e va, no, non me ne frega, voglio raccogliermi con un gruppo di persone, che queste persone pensano e vivono come me e aspiro a una comune, partendo da questa associazione, che poi per me non è solo un'associazione, ma è un movimento, come il romanticismo, una corrente culturale e filosofica. Questo non è una semplice associazione, però per sfruttare il sistema facciamo l'associazione. Poi un altro punto che volevo dire, cioè noi come dobbiamo lavorare? Noi immaginate di scalare una montagna, noi stiamo scalando la montagna, io vedo qualcuno dietro di me che sta scivolando, che sta lì più in alto, io gli do il braccio perché sono ben appostato e lo faccio salire su più di me, verso la vetta. Così se io un giorno tentennerò, so chi avere sopra di me per darmi una mano, per risalire. E questo è il concetto di associazione che ho io, no? Se qualcuno ha domande da fare, se chiarimenti, siete invitati.